Siete pronti a scoprire l'ennesimo social da non scaricare assolutamente? A meno che non vi interessa la vostra privacy, si intenda. Musica! Ciao ragazzi, qui è il Fox e oggi assieme a Tana delle Volpi parliamo di Clubhouse, il social esclusivamente vocale. Per affrontare questa applicazione semplice ma piena di argomenti parleremo prima di cos'è e come funziona, poi della sua posizione sulla privacy, di 4 aspetti controversi che secondo noi sono da considerare e infine il nostro giudizio. Pronti? Bene! Andiamo a cominciare! Come nasce Clubhouse? Clubhouse nasce ad aprile 2020, ad opera di 2 ex ingegneri di Google e, paradossalmente, Google uguale Android, al momento è riservato solo agli utenti Apple. Al suo lancio era a quota 100 milioni di dollari anche a causa di investimenti, ma attualmente ha sfiorato il miliardo e nemmeno è aperto a tutti. È esploso per un solo motivo: il lockdown, la solitudine, l'essere costretti a stare a casa, non poter salutare più di tanto neanche il giornalaio o il salumiere. Questo a causa delle forti restrizioni del terribile anno che è stato il 2020. Come funziona Clubhouse? Questo social è basato esclusivamente sui messaggi vocali. Nessuna foto, nessun post, solo voce. Funziona così. Gli utenti registrano i propri messaggi e li condividono all'interno di delle stanze di questo social. È come un grande forum, una grande chat con stanze a tema sugli argomenti più disparati, dove potete parlare di ciò che vi piace di più. Musica, cinema, politica e salute, ad esempio. Gli utenti possono ascoltare passivamente o partecipare a loro volta, registrando degli audio. L'argomento può essere aperto a tutti, aperto solo ai propri follower o chiuso ad invito. Prima di continuare, ricordati di lasciare like, iscriverti al canale se non sei ancora iscritto e cliccare sulla campanellina in basso per ricevere una notifica ogni volta che carichiamo un nuovo video e supportare la crescita di questo canale, l'unico che vi parla dell'informazione scomoda. In ogni caso, la trappola dell'invito. Si accede quindi solo possedendo un iPhone, ma la cosa più grave, capiremo tra poco perché, è che si accede solo tramite invito. Solo se si hanno 18 anni compiuti e gli utenti hanno a disposizione inviti limitati, quindi sono molto preziosi. Su eBay e altri siti di vendita ci sono già utenti che vendono a caro prezzo i propri inviti. Questo perché ci sono degli idioti che se li comprano. C'è una vera e propria ossessione di massa per entrare a far parte di questo social. Peggio che durante il Black Friday, in cui la gente cercava di comprare a tutti i costi roba che non gli serviva. E presto sarà disponibile anche per Android. Una volta ottenuta la possibilità di registrarsi, lo si fa col proprio numero di telefono. Ma come funziona? In pratica, chi usa questo social ha la possibilità di invitare i contatti della propria rubrica e, su richiesta della stessa app, caricare l'intera rubrica. Nel momento in cui viene caricata, Clubhouse mostra per ogni contatto quanti contatti si hanno in comune. E qui c'è il primo problema. Un social nuovo come fai a ottenere molti utenti? Facile, se hai molti contatti in rubrica, automaticamente si trasformano in follower. E la privacy? Uno dei temi molto dibattuti in questo momento storico è quello della privacy, che riguarda praticamente tutti i siti che esistono, social o meno che siano. La privacy molto vaga di Clubhouse. Che fine fanno i dati inseriti su Clubhouse? In che modo questo social li raccoglie? E fino a che livello? Al momento l'uso di tali dati non è trasparente. La privacy policy di Clubhouse al momento si mantiene sul vago. Il messaggio di accettazione recita: l'utente utilizza il servizio a proprio rischio. Implementiamo misure tecniche, amministrative, organizzative e commercialmente ragionevoli per proteggere i dati personali. I termini e le condizioni al momento dell'accettazione delle stesse non prevedono vere e proprie specifiche circa il trattamento dei dati personali. Dove vanno a finire i miei dati? Inoltre leggiamo: la società non vende i tuoi dati personali, ma in determinate condizioni potremmo condividerli con terze parti senza ulteriore avviso. Ma come? Con chi? Dove? Perché? Clubhouse dichiara che i dati degli utenti vengono trasferiti in USA, ma non si sa a quale scopo e chi ne farà uso. Quali sono le finalità della raccolta di dati? Non è dato saperlo. Inoltre, nel momento in cui un utente deciderà di cancellarsi, non avrà mai la certezza che i suoi dati anche verranno cancellati, anzi avrà la certezza del contrario. E c'è di peggio. Il social dichiara che terrà i dati fin quando ne avrà bisogno e finché saranno utili, per cancellarli al momento opportuno, che non significa assolutamente niente. E ora la nostra critica distruttiva. Numero 1. Evviva! Grazie ad Omnitel ho gli SMS gratis, quindi posso fare gli auguri senza dover telefonare alla gente.
Grazie al PC e alla webcam posso parlare o chattare con la gente senza schiodare le mie chiappe da casa o spendere soldi in telefonate. Che bello, grazie a WhatsApp posso chattare con chiunque senza spendere soldi in telefonate o mandare SMS. Oh, che palle, per colpa di questi vocali, siano maledetti loro e chi li ha inventati, ho il telefono intasato, ma per quale cazzo di motivo se io ti scrivo che non posso ascoltare mi rispondi con un altro vocale? Che bello Clubhouse! Finalmente posso scambiare vocali e parlare con tutti! Yuppidoo! Peccato che non mi hanno ancora invitato. Ora me lo compro a 100 euro su eBay. E questa che dice queste cose, magari è la stessa persona che nel 2001 aveva 20 anni e adesso ce n'ha 40, ma un po' di coerenza no? Hanno rotto tanto con la privacy di WhatsApp che nessuno ha capito, neanche chi se l'è letta, ma ha inventato storie fantasiose sul fatto che vendevano il tuo numero e i tuoi dati a Facebook e ora si iscrivono a Clubhouse. Hanno rotto tanto con Immuni che violava la tua privacy condividendo tutto quello che facevi, in realtà non faceva né questo né ti diceva se avevi il virus, che era lo scopo per cui era nato, e ora si iscrivono a Clubhouse. Ma un po' di coerenza no? Numero 2. La voce per alcune banche e servizi equivale alla password. Inoltre, col problema del deepfake di cui parleremo in seguito, spargere la propria voce in giro così facilmente non è una buona idea, a meno che non volete incappare in gravi furti di identità, che sarà il problema principale dei prossimi anni, ve l'assicuro, cioè non è una minaccia, è un avvertimento. Numero 3. E questo è il punto più grave. Per quale motivo se io non mi sono iscritto, tutti gli amici che mi hanno in rubrica devono vedere il mio numero? Il social fa proprio questo. In pratica, se non verrà corretto, se io ho 3 amici in rubrica essi lo sapranno, anche se ho un amante o se ho qualcuno che non voglio far sapere se ci parlo. In pratica la moglie gelosa saprà sempre che Jessico Calcetto non è Jessico Calcetto. Alla faccia della privacy. Buh! Numero 4. Un consiglio. Attendi dei confini in termini di privacy un po' più delineati. Non lasciarti prendere dall'ansia di usare un nuovo social basato sulla novità dei messaggi vocali. La tua privacy e la gestione dei tuoi dati sono più importanti. Prima di salutarci, sapevi che il primo messaggio della storia considerato spam risale al 1978? Un innovativo pubblicitario spedì un annuncio su un nuovo modello di computer a 600 iscritti di ARPANET, il precursore di Internet. L'idea fu presto rubata da molte agenzie di marketing, come testimoniano le nostre poste elettroniche. Seguici per altre curiosità. Ciao!